Buongiorno a tutti, sono Pietro Tatti, lui è mio fratello Daniele Tatti, siamo i proprietari dell'agriturismo Saspere Tallatas e siamo un'azienda multifunzionale che ha come obiettivo la sostenibilità ambientale e facciamo turismo esperienziale. Oltre ad essere un'azienda agrituristica, siamo anche fattoria didattica e fattoria sociale. Adesso andremo in cucina e vi rappresenteremo un piatto tipico lodeino. Allora, il piatto del giorno sarà il nostro risotto al salto con purpuzza e funghi reali, rielaborato in chiave moderna. Allora, iniziamo. Adesso andremo a saltarci i funghi con la purpuzza, faremo una base di cipolla. Adesso andremo a preparare un brodo vegetale per bagnare il riso. Subito dopo ci andremo a saltare la purpuzza e i funghi. Adesso andremo a rosolare la cipolla per il riso. Adesso andremo a mettere il riso su una padella per finire la cottura. Adesso siamo arrivati a fine cottura, andremo a fare la mantecazione del riso con una noce di burro, non esagerando perché essendo purpuzza, la spurpuzza è già grassa, quindi evitiamo di fare un risotto grasso. Ok, abbiamo già ultimato il piatto, andremo a fare l'impiattamento. Questa è la rappresentazione del piatto.